Zdravo! Ja sam Gino Guazzini, znaje me. Ova je Skopje, moj grad, gdje žive ja koga so došlo od Italija da investira v Makedonija. So praveno restorano, site se znaje restoran kaj Gino. Moje recepture mnogo dobro saka moj prijatelj i gost. Dobar dan, gospođe i gospodi. Io sono Gino, se znaje me, e sono qui nel ristorante da Gino. Oggi vorrei parlare di quello che ogni stagione ci può dare di bello, di buono, da mangiare e da lavorare in cucina. Siamo in autunno, Essen, e l'autunno è una stagione veramente ottima per quello che possiamo raccogliere dalla natura per preparare ricette, per preparare specialità, per mangiare bene. Qui sulla tavola abbiamo portato alcune cose, sono tante le cose che si potrebbe e che si usano in cucina di quello che la natura ci dà in autunno. Qui abbiamo portato alcuni prodotti che sono tipici, che sono fondamentali, che ci dà la stagione dell'autunno. I funghi, i vergan, qui in italiano si chiamano funghi porcini e sono una base molto importante in cucina. L'uva, groge, le castagne, costane, la zucca gialla, questa è molto buona e molto importante, si fa tante cose con la zucca gialla, le noci, e poi vi ho portato alcune cose che in Italia si usano molto nella nostra cucina. Vi ho portato il finocchio, non lo so, qui in Macedonia si vede rarissimo. Vi ho portato il radicchio trevigiano, è una variante di insalata, ed è speciale, con questo si può fare le insalate, si può cucinare, perfino sulla griglia si può fare questo. L'insalata indiva, che anche questa è buonissima per fare delle salate veramente buone, il sedano e classica la rucola. Gli aromi che noi usiamo in Italia sono vari. Molto importanti per noi sono il rosemary, la salvia e l'alloro. Ovviamente si usa anche noi la cipolla, cromite, aglio, lucche e l'olio d'oliva. La nostra base è l'olio d'oliva e il burro naturale. La frutta di questa stagione, ovosce, lo sapete, è la stagione che iniziano a maturare gli aranci, pomaranci. È la stagione che si sono raccolte o si raccolgono le pere, che sono molto buone. E anche questo frutto è molto importante che si può usare in cucina, la melograno. Adesso vorrei spiegare alcune delle specialità che si possono realizzare con le cose che la natura ci regala nella stagione autunnale, in autunno. Con la zucca gialla, con la tikva, si può fare
un bel piatto, una suppa. Un bel piatto si chiama in italiano vellutata di zucca gialla. Questo piatto si prepara usando questi ingredienti: la zucca, una cipolla bianca, un po' di prezzemolo, un po' di noci, parmigiano e per decorare un po' di panna da cucina. In questo modo si realizza un piatto molto salutare che fa bene all'organismo usando il sapore eccezionale che ci può dare la zucca gialla. E adesso ci divertiamo un po' in cucina a fare alcune specialità con queste cose importanti che la stagione autunnale ci regala. I sega che pravimo krema od žolta tikva. Kako se sprema? Se čisti tikva, se pravi koške, se stava na ena tava i se kuva zajedno so malko belo kromit, orazi melene, madono se malko i stavamo parmezan. Ova veke je kuvana, posle se pravi mikse, se pravi krema, sega je gotova, stavi na tanjiro za krema i se garnira. I sega krema so žolta tikva je gotova, može da se servira. Dobar apetit, ova je mnogo dobra za vaša zdravlja.